baby. Yes, yes, I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy, powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí, and let it rain over me. My body don't lie, mine of my mind. Let it rain over me. I'm rising so high, out of my mind. So let it rain over me. Let it rain over me. Let it rain over me. Billy's a new million and Bowie's a new vodka. Lance a new majority, ya tú sabes. Next step, la Casa Blanca. No hay carro, no vamos en balsa. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí, and let it rain over me. My body don't lie, mine of my mind. Let it rain over me. I'm rising so high, out of my mind. So let it rain over me. Let it rain over me. Let it rain over me. Mr. Worldwide, Mark Anthony, Deuce. I was playing with her, she was playing with me. Next thing you know, we were playing with threes. Like, oh, 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 I was playing with her, she was playing with me. Next thing you know, we were playing with threes. Like, Let it rain over me. Mr. Worldwide, Mark Anthony, Deuce. I was playing with her, she was playing with me. Next thing you know, we were playing with threes. Like, oh, 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 I was playing with her, she was playing with me. Next thing you know, we were playing with threes. Like, rain over. Girl, my body don't lie, mine of my mind. Let it rain over me. I'm rising so high, out of my mind. So let it rain over me. Over me. Let it rain over me. Over me. Let it rain over me. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg.
sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I'll remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sia nel controllo, nella prevenzione, nella sicurezza sul Mar Mediterraneo. Quest'oggi verranno consegnati 2 pattugliatori da 34 metri prodotti dal cantiere navale Vittoria di Adria, quindi naturalmente non vi poteva essere location migliore che il luogo di lavoro dove questi mezzi sofisticatissimi sono stati poi costruiti a tempo di record con una passione, una professionalità davvero straordinaria. Per questa ragione è doveroso che prenda per primo la parola il presidente del cantiere navale Vittoria, il signor Luigi Duo. È doveroso il mio sentito ringraziamento e quello dei miei familiari e soci che oggi rappresento. A tutte le autorità, un sentito ringraziamento a tutte le autorità intervenute, in particolare l'onorevole Ministro dell'Interno italiano, l'onorevole signora Anna Maria Cancellieri e l'onorevole Ministro dell'Interno tunisino Ali Larayed, ma indistintamente anche a tutti i presenti. Mi sento sinceramente onorato di questa numerosa partecipazione, anche a nome della direzione e di tutte le maestranze che oggi ho l'orgoglio di rappresentare. Parlo espressamente di orgoglio perché le unità che ci apprestiamo oggi a consegnare ne costituiscono obiettivamente un motivo, e questo per una duplice ragione. Da una parte per l'alta tecnologia e l'estrema professionalità con cui sono state costruite, un risultato che ha radici molto lontane, nei primi anni del secolo scorso, quando è nato questo cantiere ad opera dei miei familiari, e nell'attenzione alla qualità delle lavorazioni che loro ci hanno trasmesso in modo naturale, oserei dire genetico. Dall'altra, la chiara consapevolezza di aver dato il massimo, spingendo la produzione a livelli elevatissimi, garantendo tempi di consegna inizialmente ritenuti obiettivamente irraggiungibili. Il nostro cantiere si è subito prodigato in tal senso, intensificando i programmi di costruzione, addirittura avviando a proprio rischio i lavori immediatamente dopo la firma, in anticipo sull'approvazione formale dei contratti, perfettamente conscio della peculiarità del proprio ruolo e dell'enorme vantaggio che ne avrebbe immediatamente tratto il progetto principale nella sua interezza. Al proposito, ricordo che lessi la migliore gratificazione di questi nostri sforzi negli occhi dei rappresentanti della prima commissione tunisina, in visita di controllo presso la nostra sede, che a distanza di pochi mesi dalla firma contrattuale
si aspettavano ragionevolmente solo pochi prefabbricati a terra ed invece stupirono, piacevolmente commossi, nel constatare addirittura 2 scafi già assemblati. Queste sono le gioie importanti del nostro lavoro e non considerate facile retorica il mio affermare che forse valgono più di grandi utili. Una grande gioia, anche e soprattutto avere conosciuto ed allacciato rapporti personali, sinceri rapporti di amicizia con i rappresentanti della Guardia Nazionale e della Marina della Tunisia, per il clima estremamente positivo di fattiva collaborazione che ha contraddistinto immediatamente il nostro rapporto. Sin dai primi contatti, il frutto di tale costruttiva sinergia è davanti ai vostri occhi, ma è solo un primo importante tassello di un grande progetto che potrà proseguire, grazie al peculiare contributo del Ministero dell'Interno italiano, anche direttamente in Tunisia, tramite opportune strutture organizzative, ormai da tempo da noi strategicamente insediate in loco, con training specifici degli equipaggi ed assistenze guidate alle manutenzioni, che garantiranno sicuramente lunga vita alle nuove unità e qualificata formazione al nuovo personale. Le importanti potenzialità di questi pattugliatori potranno poi essere ancora sensibilmente incrementate ed ampliate in maniera decisiva con l'ausilio di moderni e innovativi apparati di controllo del traffico di tutto il Mediterraneo, sia dalle centrali operative di terra che dal bordo di ogni singola unità in navigazione, giovandosi di efficaci tecnologie ampiamente e proficuamente sperimentate da altre primarie forze dell'ordine. Ribadisco in estrema sintesi la ferma determinazione di tutte le nostre strutture a sostenere al meglio tutti gli impegni futuri del Ministero dell'Interno italiano, in particolare del suo Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, garantendo la sua costante produzione ai massimi livelli qualitativi, riducendo nel contempo gli stringenti tempi di consegna, così come giustamente richiesti dalle supreme necessità di pronto intervento di questi pattugliatori quali straordinari ed efficaci strumenti di pace internazionale. Ringrazio ancora il Ministero dell'Interno, oggi eccezionalmente e fortunatamente per noi personalmente rappresentato dall'onorevole Ministro Anna Maria Cancellieri, per la favolosa opportunità e per la fiducia riposta nella nostra struttura. Ha dimostrato una volta di più estrema sensibilità per queste scottanti problematiche legate ai paesi del Nord Africa, che sappiamo a lei così familiari e quindi ben conosciuti. A maggior ragione in questo momento per lei così particolarmente delicato. Ringrazio ancora vivamente tutta la folta e qualificatissima rappresentanza tunisina, guidata dall'onorevole Ministro dell'Interno tunisino Ali Larayed, che ci ha grandemente onorato della sua sensibile presenza. Ringrazio nuovamente tutte le altre importantissime autorità prontamente intervenute nonostante i tempi ristretti delle comunicazioni e di cui mi scuso personalmente, che non saprei elencare tutte, rischiando sicuramente di dimenticare qualcuno. Tutte le favolose maestranze dirette e indirette che hanno dato letteralmente l'anima nella loro preziosa opera, con passione e competenze esemplari. Tutti i nostri fornitori, i membri delle commissioni di sorveglianza. Mi sia permessa però la breve citazione di alcuni nomi. Il capo della polizia, Sua Eccellenza Professor Antonio Manganelli, di Sua Eccellenza il prefetto Dottor Rodolfo Ronconi, direttore centrale del Ministero dell'Interno, della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, di tutti i suoi più stretti collaboratori, di Sua Eccellenza il prefetto di Rovigo, Dottor Francesco Provolo. Un plauso anche a tutti i nostri fedeli ed efficienti collaboratori, iperattivi nelle più variegate e complesse attività di costruzione di oggetti così tecnologicamente all'avanguardia, sia presso la nostra sede di Adria in Italia che all'estero, in particolare a Tunisi, per la cura meticolosa, sin nei minimi dettagli, di ogni particolare della loro preziosa e delicatissima opera. Concedetemi infine, in chiusura enfatica, anche un particolare accenno alla mia favolosa famiglia Duo, che dà un impulso straordinario ed eccezionale alla nostra attività, con una passione ed dedizione esemplari. Grazie di cuore a mio fratello Antonio, ai miei cugini Paolo, Massimo e Roberto, e soprattutto ai nostri familiari più vicini, che sanno sopportare e condividere quotidianamente con altrettanto e forse più importante e paziente spirito di sacrificio orari improponibili e pressanti ritmi di lavoro,
che ormai stanno diventando, fortunatamente per noi, in questo momento di aspra crisi, una ferrea regola di vita. Aggiungo con una stretta al cuore il mio grande cugino Fabio, che è stato per tanti anni l'anima vera del nostro cantiere, prematuramente mancato l'anno scorso, che sta sicuramente festeggiando con noi di lassù. A suo indiscusso onore e merito ricordo che con le sue acute intuizioni e la sua lungimirante opera è stato il primo vero propiziatore di questo favoloso momento di eccezionale e qualificata produzione. Concludo con l'augurio sincero di altre prossime, numerose, proficue occasioni di incontro con tutti, in particolare con gli amici tunisini, fra persone che sento sinceramente ormai indissolubilmente unite da comuni intenti e obiettivi così nobili ed appassionati. Grazie a tutti. Questa è l'occasione che ci consente di celebrare il successo dei cantieri navali della famiglia Duò, con la costruzione di questi due meravigliosi pattugliatori da destinarsi al servizio della Guardia Costiera di Tunisi per la regolazione dei flussi migratori nel Mediterraneo. Adria è una città dalle antiche origini che ha dato il nome al mare Adriatico e che per molti secoli ha rappresentato un porto di mare di primaria importanza. Proprio in questa città, dalle antiche tradizioni marinare, sul Canal Bianco, principale via interna d'acqua che scorre parallela al fiume Po, i fratelli Duò hanno iniziato circa 80 anni fa la loro attività. Con tanto lavoro, tenacia e con le spalle una consolidata esperienza, hanno continuato la loro attività trasferendo da padre in figlio e riuscendo nel contempo ad adeguarsi alle continue evoluzioni tecnologiche. Sono certo che la vera soddisfazione per gli imprenditori di questo stampo non viene mai rappresentata solo dal profitto, ma particolarmente dal piacere di veder nascere nel loro cantiere opere che lasciano un segno tangibile e permanente delle capacità personali e dell'impegno di tutte le maestranze che vi operano. Sono molte le aziende consolidatesi negli anni che non si vogliono e non sono mai arrese davanti a questa crisi. La più grande del dopoguerra. Essi dimostrano con coraggio, rigore e responsabilità di saper affrontare la non facile situazione. Nella mia veste di sindaco penso, non senza una punta di orgoglio, che ad Adria una di queste aziende sia rappresentata dai cantieri navali Vittoria. Essa è un ulteriore segno della capacità del Polesine di affrontare e superare le attuali contingenze. Onore dunque a tutti gli operatori che in modo così qualificato ci hanno condotti alla presente felice circostanza. Grazie a tutti nella fiducia che così operando si riuscirà ancora una volta a dimostrare l'intraprendenza della nostra terra e l'attenzione ai grandi problemi come lo sviluppo e la stessa mobilità delle popolazioni a tutela della sicurezza e della dignità delle persone. Grazie ancora. Madame la Ministre, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la Tunisie, Monsieur le Préfet de la ville de Adria, Messieurs et Mesdames les différents responsables des autorités et aussi de ce chantier, Ministro dell'Interno italiano Anna Maria Cancellieri, Sua Eccellenza l'Ambasciatore Mestiri, il Prefetto di Rovigo, signore e signori, autorità e tutti i rappresentanti di Cantieri Navali Vittoria. Vorrei innanzitutto ringraziarvi per l'invito che mi avete indirizzato per partecipare a questa meravigliosa cerimonia. È con immenso piacere che partecipo, cari colleghi e cara delegazione che mi accompagna oggi, alla consegna di queste due unità specializzate di 34 metri alla Guardia Nazionale tunisina. E ci sarà poi anche una vedetta di 27 metri che sarà consegnata alla Difesa Nazionale della Repubblica di Tunisia. Antérieurement et d'un commun accord. Indirizzandovi i complimenti per la realizzazione di queste imbarcazioni, vorrei sottolineare che questa consegna deriva da decisioni importanti che hanno dato veramente risultati positivi, che sono intercorse fra l'Italia e la Tunisia.
Queste decisioni si inseriscono in quell'asse di cooperazione per la gestione concertata dell'immigrazione che si basa sulla partnership e sulla solidarietà fra i due paesi. Nonostante la Tunisia, dopo la rivoluzione del 14 febbraio, abbia sicuramente problematiche e priorità diverse, ha dimostrato e continua a dimostrare la sua forte volontà per mantenere l'impegno che si è assunta in tal senso. La Tunisia si impegna anche a operare affinché non vengano superate in modo irregolare, in modo illegale, le sue frontiere da persone che vogliono andare verso l'Italia. E la presenza a mio fianco del direttore generale della Guardia Nazionale tunisina dà un segnale molto forte in tal senso. Sono felice, signor Ministro, di rivederla qui in Italia dopo i nostri incontri in Tunisia. Oggi siamo qui per festeggiare un momento felice. Portiamo a termine un impegno che aveva preso il governo italiano già tempo fa di consegnare alle autorità tunisine questi stupendi pattugliatori. È un impegno importante, un impegno significativo perché va nel segno di una collaborazione tra i nostri due paesi, una collaborazione molto intensa e molto leale. Siamo fratelli sul Mediterraneo, siamo paesi amici e sono convinta che questi strumenti saranno proprio strumenti importanti per stroncare il traffico di esseri umani, ma soprattutto per far sì che il nostro mare sia sempre di più un mare di pace e di fratellanza. E quindi con questi sentimenti, sapendo che questo concorrerà a rendere le nostre acque migliori, sono contenta che possa avere luogo questa cerimonia e sono pronta poi a intrattenere con lei tutti gli altri incontri che saranno necessari perché la nostra amicizia venga sempre più rinsaldata nel nome di un Mediterraneo fatto da popoli fratelli, uniti da comuni desideri di pace e di fratellanza. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning tables under your thumb. I won't let you close enough to hug me. No, I won't ask you to just desert me. I can't give you all you think you gave me. It's time to say goodbye to turning tables, to turning tables. Under haunted skies I see you. Ooh, where love is lost, your ghost is
should try. No, I will never be knocked down. I can't keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe. So I won't let you close enough to hurt me. No, I won't ask you to just desert me. I can't give you what you think you gave me. It's time to say goodbye to turning tables.